Ciao a tutti amici golfisti e non golfisti di A Tutto Golf da Enrico Trentin. Oggi siamo qui a Villa Condomer per spiegarvi gli angoli di posizione. Cosa sono gli angoli di posizione? Sono gli angoli creati, il primo dalla flessione del busto all'altezza dei fianchi verso la palla, questo, e il secondo creato dalla flessione delle ginocchia, qui. Quello che noto in alcuni di voi è che spesso e volentieri questi angoli li cambiate durante il movimento. Cosa vuol dire? Che vi alzate oppure che vi spostate, vi alzate e vi abbassate di conseguenza verso la palla. Un consiglio per migliorare il vostro swing, per togliere questo difetto, è quello di praticare con la palla più bassa dei piedi. Come potete notare, in questa posizione la palla si viene a trovare più bassa rispetto ai piedi, dunque io dovrò aumentare gli angoli di posizione, d'accordo? Per arrivare proprio alla palla. Quello che succede se perdete gli angoli di posizione in questo modo è che colpite la palla sulla testa, causando dei colpi bassi, diciamo come in questo modo qua, d'accordo? Cioè la palla non si alza ma rotola. Se invece eseguite questo esercizio in modo corretto, i colpi che verranno fuori saranno come questo qua. Colpi più solidi e più ripetitivi. Dunque vi consiglio di mantenere sempre il centro dello swing, la posizione del corpo, gli angoli nella posizione corretta e di praticare in questo modo. Bene, oggi abbiamo parlato degli angoli di posizione e di un esercizio per poterli mantenere per tutto l'arco dello swing. Dunque vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata da Villa Condomer. È tutto, Enrico Trentin, A Tutto Golf.